Sto cuore mio, si fosse di diamante. Sto cuore mio, si fosse di diamante. E certamente non aveva il cuore di diamante, Nerone, mentre cantava accompagnandosi con la cetra davanti a Roma che bruciava. Ho citato Nerone perché può essere il primo esempio umano e non mitologico che ci è giunto di un cantante chitarrista, per non parlare dei nostri giorni. Ora, quando è che abbiamo cominciato ad accompagnarci con la chitarra? Questo è difficile da definirlo, poi la chitarra è uno strumento relativamente recente come formazione, ma possiamo forse pensare intorno all'anno 1000-1200 al periodo dei trovatori, dei trovieri, che furono i primi girovaghi a cantare di gesta cavalleresche e a girare per le corti e per i paesi, per i borghi medioevali, accompagnandosi evidentemente con gli strumenti d'epoca, l'oleuto, il calascione un pochettino più tardi, le mandole, le tiorbe a taccone, altro nome strano, curioso. E quell'epoca, il 1200-1300, è stata senz'altro forse il periodo nel quale ci siamo, per così dire, formati. Che cosa si cantava, che cosa si poteva cantare. Io da napoletano vi posso dare notizia di un ritornello delle lavandare del Vomero, per esempio, che logicamente ci è giunto nudo e crudo, senza veste, come melodia cantata di voce in voce, perché allora non usava ancora notare la musica, o comunque era molto primordiale la notazione della musica, e certamente non notavano i canti popolari. C'era ancora una certa avversione ai canti popolari. Comunque le lavandare del Vomero facevano pressappoco così, immaginiamo che fosse questa l'atmosfera. Tu m'hai promesso quattro mocca d'ora, oi mocca d'ora, oi mocca d'ora. Io sono venuto io sono venuto se me le può dare, me le può dare, me le può dare, me le può dare, me le può dare. Andando avanti, nel 1800 c'è stato invece quello che è da considerare il crogiolo più importante forse della formazione del repertorio napoletano, e che logicamente ci fa un grande vantaggio a noi che ci accompagniamo con lo strumento e diciamo ai cantanti napoletani in genere. C'è una data intorno alla quale praticamente sono concordi tutti che può essere considerata come inizio di questa grande stagione della canzone napoletana, il 1835, cioè la nascita della canzone Te voglio bene assai. Perché quando mi vide t'ingriffa come gatto, non è che t'ha già fatto che non mi può vedere, io t'ho già amata tanto, se io t'amo tu lo sai, io ti voglio bene assai e tu non pensi a me, io ti voglio bene assai e tu non pensi
senza me. Questa, come dicevo, può essere considerata un pochettino la partenza alla grande della canzone napoletana, che poi avrà in Di Giacomo, Bovio, Lama, Tagliaferri, Murolo e tanti altri poeti e musicisti importanti la grande esplosione. Tutto patrimonio del quale chi si accompagna con la chitarra, nel caso chi vi parla, Fausto Cigliano, traggono e hanno tratto enorme vantaggio, perché è un materiale enorme, di grande qualità e che ci consente di tenere a bada un pubblico alle volte non facile da domare.